Michele Chiaregato, direttore del mercato ittico di Venezia, seconda giornata di Stati Generali della Pesca del Veneto 2022. Dopo il successo ieri di Chioggia, oggi un'altra tappa importante, si parlerà prevalentemente di sostenibilità. Sì, questa seconda tappa è dedicata appunto a questo tema e l'intervento, la presenza dei direttori dei mercati ittici del Veneto vuole portare appunto a questo tema un contributo soprattutto in prospettiva futura, perché i mercati ittici possono essere il motore per sostenere l'attività dei produttori, dei piccoli produttori che all'interno di un mercato tra virgolette protetto e comunque gestito secondo regolamentazioni regionali, può svilupparsi una libera concorrenza tale che il valore del prodotto locale possa avere una corretta valutazione. Piscicoltori e piccoli produttori, attori principali, fondamentali di questo tavolo di confronto. Anche ieri a Chioggia la presenza appunto di questa categoria c'era, una presenza comunque propositiva. Sì, diciamo che non è il momento di parlare solamente di problemi, perché parlare solo di problemi non porta a nulla, dobbiamo capire quali sono le criticità, ma in realtà lo sappiamo già, e lavorare tutti assieme per risolverle e far sì che questo settore, che per la Regione Veneto è importantissimo, possa lavorare nel modo migliore possibile.